Non esprimo opinioni personali, dico semplicemente che c'è una norma e quella norma verrà rispettata. Il CONI si autodetermina, ci sono i soggetti che hanno titolo per votare il prossimo presidente del CONI, chiunque sarà una persona che guiderà con qualità questo meraviglioso mondo dello sport istituzionalizzato, che è fatto di milioni di tesserati, che è fatto di centinaia di migliaia di associazioni sportive, piccole realtà, piccole e grandi realtà, e noi daremo tutta la nostra collaborazione a chiunque ci sarà. Qui siamo in Veneto, potrebbe essere Luca Zaia? Beh, questo non lo so, dipende un po' soprattutto dalla volontà della persona che si potrebbe candidare e soprattutto dalla volontà di quelli che devono votare. Una situazione che ovviamente fa discutere anche il mondo sportivo veneto. Trovo sperequato che l'unico ente che ha un limite di mandati sia il CONI. Malagò meriterebbe di continuare, se non può continuare lui, come confermato anche recentemente dal ministro, si vedranno le prospettive. Un veneto a presidente del CONI, perché no?